Mio padre era Giuseppe, questa è la seconda edizione di questo trofeo, in ricordo di lui ma anche di mio nonno Angelo. È una manifestazione molto importante per noi, il ciclismo è sempre stato presente nelle nostre vite, è una cosa che ci hanno trasmesso e ci teniamo a portarla avanti per anni, speriamo per tanti, speriamo che sia sempre tanto partecipato come questi 2 anni e ci si prova a farla diventare ancora più importante. Energia, entusiasmo e attenta organizzazione. Tutto nel ricordo di Angelo e Giuseppe Angozzi. Come da tradizione, anche in questo mese di maggio, Ozieri ha fatto da cornice a una nuova riuscitissima edizione del trofeo Famiglia Angozzi. La Kermesse, organizzata dal club ciclistico Acido Lattico di Roberto Mura e Alex Federighi, ha visto cimentarsi sul percorso di 72 km tra centro e periferia del paese circa 70 specialisti desiderosi di mettersi in gioco sul tracciato ricco di tornanti impegnativi e discese tecniche, allungato di circa 3 km rispetto alla passata edizione, confermato con la bella cornice della stazione di Chilivani e rinnovato con il suggestivo passaggio all'interno della frazione di San Nicola. Dopo la partenza, lo spettacolo non è mancato sin dalle prime discese veloci in uscita da Ozieri, che hanno obbligato i corridori a scaldare rapidamente la gamba, ma soprattutto a concentrarsi sulla guida della bicicletta. A farne le spese, o forse a scegliere di risparmiarsi, sono stati tutti i big isolani presenti. La corsa è stata comunque caratterizzata dalla lunghissima e convincente fuga della coppia composta da Andrea Lovicu, bike del team De Multas, e Salvatore Serra della Ciclo Bottega. Intorno al 50° chilometro, l'Evergreen, atleta barbaricino, ha tentato l'affondo solitario, guadagnando oltre 1 minuto sul resto del gruppo. Nel finale, complice ma non decisiva anche una foratura di Lovicu, bravo comunque a rientrare, è salito però in cattedra un monumentale Matteo Magia. L'asso della SC Monteponi ha spinto deciso sui pedali, ha guidato il ricongiungimento della testa del gruppo e ha piazzato una micidiale stoccata in solitaria sul traguardo di Piazza Garibaldi. Dietro Magia, bel secondo posto per Giuseppe Satta, Leandro Budoni e terzo piazzamento per Matteo Rosa, Elite Master della Società Ciclistica Pattado. Era una strategia? Ma no, diciamo che volevo prima di tutto vedere come stavano le gambe e come stavano anche gli avversari, che erano molto forti come ogni domenica praticamente, quindi bisognava cercare qualcosa di diverso rispetto al solito, ma soprattutto sperare che le gambe reggessero. Era un po' atipica perché quelle discese subito dopo Ozieri hanno scaldato la gamba, ma soprattutto credo ha acceso l'attenzione nel guidare subito. Sì, anche perché ricordo l'anno scorso che è uscita la fuga proprio nella prima discesa subito dopo il turistico e quindi questa volta per non farsi trovare impreparati in tanti hanno provato ad anticipare, diciamo, le curve più ostiche e ci siamo ritrovati in un gran numero davanti rispetto all'anno scorso. È cambiato anche un po' il tracciato, si è passati nella frazione di San Nicola, lì cosa è cambiato? Allora, ricordo da juniores di aver fatto qualche gara, solitamente facevo questo circuito qua con un arrivo diverso, ma come siamo passati in quelle strade lì ricordo, proprio i ricordi di quando ero neanche maggiorenne, che ho fatto qualche gara lì e quindi le strade sono diventate subito, diciamo, conosciute, ecco. Come allora vinci, o meglio anche adesso, ma soprattutto si sta avvicinando il Giro delle Miniere, la tua condizione cresce, è vero, passano gli anni, però l'idea qual è? Essere comunque protagonista. Sì, anno dopo anno ci si chiede sempre se il fisico regge come l'anno precedente o come gli anni precedenti. Finché ci supporta noi andiamo avanti e la mentalità è quella di sempre, sperando che la gamba rimanga sempre e il fisico soprattutto rimanga a seguire la testa. Allora Matteo, un bel terzo posto che Ozieri. Ma sì, dai, è andata bene, è stata una gara abbastanza dura con un bel po' di salita, dove lì siamo riusciti già a fare selezione formando un bel gruppo. Poi nel finale sono partito con Matteo in pianura, abbiamo tenuto fino all'ultima salita dove lì è rientrato Sato e un po' ceduto. Vento, ma soprattutto quelle discese in uscita già dalla prima volta da Ozieri, che idea ci regali di questo tracciato? Ma un tracciato abbastanza selettivo, soprattutto la prima parte in discesa con curve abbastanza tecniche e veloci dove contava molto stare davanti e poi importante rimanere davanti in pianura per poi scollinare davanti. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti?
Prossimi appuntamenti, settimana prossima a Budoni e poi l'altra settimana il Giro delle Miniere. Quali obiettivi? Con la classifica generale poi punterò il campionato sardo Gran Fondo. Tra le donne è successo confermato per Aurora Marroccu. L'astro nascente del ciclismo isolano è stato ancora una volta abile a rimanere agganciata al gruppo dei migliori maschi. Allora, tu dici di non essere soddisfatta, ma in realtà ancora una volta sei arrivata con i colleghi maschi. Sì, oggi il ritmo era alto già da subito, quello l'ho patito un po', sono rimasta col gruppo principale, poi alla fine dove iniziava la salita hanno fatto un paio di scatti, io lì mi sono staccata, ho fatto il mio passo, sono rimasta con un gruppetto di 5 ragazzi. Abbiamo continuato così dandoci i cambi in continuazione, il gruppo davanti lo vedavamo era veramente vicino, però non siamo riusciti alla fine a riprenderlo, ma comunque con un po' di collaborazione e cambi siamo riusciti anche a concluderla bene, anche se le mie sensazioni non erano ottimali oggi, però sono comunque soddisfatta per aver fatto un buonissimo allenamento. Ecco, mi hai anticipato, il tuo essere diesel è stato messo un po' in difficoltà da quelle discese immediate a Ozieri dove c'era da pedalare e guidare con attenzione. Esatto, sono partiti subito lì fortissimo dall'inizio, infatti il gruppo si è sfilacciato tantissimo. In discesa per fortuna sono molto brava, quindi l'ho gestita bene, li ho recuperati subito, però sì, si è fatta sentire nelle gambe un po' la fatica. Parliamo un po' qui in Sardegna di altre occasioni in cui ti vedremo in bicicletta. Allora, settimana prossima farò un allenamento per staccare un po' anche dalle gare, perché sono comunque ogni domenica che reggio, poi la settimana dopo sarò a Corridonia, il 31, sarà una gara abbastanza tosta perché comunque gareggio con sia Under 23 che Elite, combatterò per ottenere il risultato migliore. Non ti vedremo al Giro delle Miniere? No, non potrò esserci, anche perché quest'anno avrò l'esame, quindi sarò impegnata per la maturità, sarà un passo importante, quindi devo far combaciare tutto. Allora, la gara è finita, intanto si ripropone una bella collaborazione tra Club Ciclistica Acido Lattico e Ozieri. Sì, come insomma questa è già la seconda edizione che facciamo il trofeo Famiglia Angozzi, successo anche quest'anno, nonostante insomma altre date in concomitanza di altre gare, però insomma non ci possiamo lamentare, un'ottantina di corridori presenti, gran spettacolo lungo le strade, hanno mangiato tutti, si sono divertiti, premiati insomma tutti quanti, siamo contenti dell'edizione anche quest'anno. Cambiato il tracciato, cos'è cambiato oggi? Allora sì, abbiamo provato a fare una variante, quindi abbiamo inserito diciamo, il vecchio ingresso del paese, abbiamo fatto fare la salita, era già un percorso sempre storico qua perché come ricordiamo Ozieri ha un grande passato di ciclisti e di ciclismo, quindi abbiamo pensato di passare anche per omaggiare il quartiere zona San Nicola e l'ingresso della salita che sembra più impegnativo rispetto al solito drittone dell'anno scorso. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti, l'amministrazione comunale che ci ha supportato anche quest'anno, la polizia locale che ci aiuta a gestire il traffico e tutte le situazioni di criticità, tutti i volontari che sono venuti a darci una mano a gestire i bivi, il traffico e gli atleti che sono venuti a partecipare e a creare la manifestazione. Il portacolori del Club Acido Lattico ha avuto un piccolo incidente e glielo facciamo un augurio, ovviamente a Paolo Morbiato. Beh sì, oggi ci è mancato Paolo, probabilmente quest'anno avrebbe dato filo da torcere al suo diciamo, rivale, amico Matteo Magia, perché l'anno scorso hanno fatto primo e secondo, quest'anno era un obiettivo invertire la rotta, però Paoletto si è infortunato, gli facciamo un grosso augurio. Beh, poi oltre insomma, a Paolo Marbiato che purtroppo è stato vittima di una caduta dove ha avuto una frattura al gomito, oggi è mancato anche Alessio Santamaria che è sicuramente uno dei nostri uomini di punta che purtroppo insomma, ha avuto uno stato influenzale e quindi non è potuto essere presente a questa edizione. Poi per forfait purtroppo dovuti all'influenza sono mancati anche Davide Sini e altri insomma, come Alessandro Garau, Farris. Poi sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno, però purtroppo oggi non siamo potuti essere tutti presenti.
giornata ventosa ma condita da un tiepido sole ha soddisfatto davvero tutti, corridori che hanno vissuto la magica convivialità di Ozieri e gli organizzatori che ancora una volta hanno tenuto vivo il ricordo di due autentici uomini di sport.